Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati a questo appuntamento di notizie oggi su friulitv.net. Apriamo con le ultime notizie per dire che ieri sera circa 1350 operatori sanitari delle 3 aziende del Friuli Venezia Giulia risultavano ancora non vaccinati. C'è una non adesione importante da parte loro, anche se stiamo vedendo dei segnali positivi. I numeri si stanno riducendo, ad aprile infatti erano 5.000. Lo ha detto il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia con delega alla salute Riccardo Riccardi a margine di un incontro che si è svolto a Trieste. Allora restiamo nel capoluogo con un servizio, sempre in tema chiaramente. Vicegovernatore Riccardi, oggi lei ha sottolineato il senso di responsabilità espresso dagli studenti di medicina e dagli specializzandi che hanno partecipato alla campagna vaccinale, ma anche ha dato loro il messaggio di essere testimoni della partecipazione per l'adesione alla campagna. Chiamiamoli missionari, gli chiederemo, come gli abbiamo chiesto, mi pare che la reazione sia positiva, di andare a convincere le persone che la vaccinazione è l'unica vera strada per uscire dalla pandemia, perché dove finisce la libertà di uno non comincia la libertà dell'altro, quindi noi siamo tutti chiamati ad un atto di responsabilità e io credo che questi ragazzi abbiano dimostrato come le nuove generazioni chiamate alla responsabilità a volte siano molto più mature di quelle che noi immaginiamo. Lei ha chiesto loro di essere testimoni della campagna vaccinale non solo quando indossano il camice, ma anche nella vita di tutti i giorni. Diciamo che la parola di un giovane medico, di un giovane infermiere, di un giovane professionista della salute che ogni giorno incontra anche le difficoltà che si possono vivere dentro una struttura sanitaria sia una testimonianza importante, anche di fiducia e di speranza. E quindi io sono convinto che il loro pensiero, la loro voce si debba unire alle voci di tutti coloro che sono impegnati nell'andare a far comprendere, a convincere tutti coloro che ancora sono in qualche modo in difficoltà rispetto a questo tipo di scelta. Noi non possiamo pensare di spiegare alle persone che sono ideologicamente convinte di non vaccinarsi che si devono vaccinare, ma gli altri purtroppo hanno subito una condizione anche di utilizzo dei media alla quale abbiamo assistito inguardabile e quindi è anche normale che qualcuno possa essere ancora incerto rispetto a questa scelta e io penso che la testimonianza di tutti noi, in particolare dei giovani che vivono questa esperienza, vivono le difficoltà, hanno visto i malati, hanno visto le persone in difficoltà, sia una testimonianza che potrebbe convincere molte persone a raggiungere quella decisione che io considero la decisione importante, probabilmente la determinante decisione per uscire dalla pandemia. Adesso ci trasferiamo a Udine con una notizia che ci è appena giunta per dire che sarà sottoscritta nei prossimi giorni un'ordinanza rivolta al demanio per la recinzione e la pulizia del campo nomadi di via Monte Seibusi. L'obiettivo è restituire decoro e garantire la sicurezza igienica e sanitaria a un'area pesantemente degradata a causa della presenza di pneumatici, cavi elettrici, materiale ferroso, mobili e altri rifiuti parzialmente incendiati. La decisione è stata assunta successivamente a un sopralluogo tenutosi nei giorni scorsi alla presenza dei rappresentanti dell'amministrazione comunale di Udine, dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, dell'ARPA Friuli Venezia Giulia di Udine, servizio territoriale. Notizia di economia: Antonio Paoletti, presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia, è stato nominato vicepresidente vicario di Union Camere, dove avrà il compito di rappresentare il terziario italiano. Paoletti era già vicepresidente nello scorso mandato e all'interno del sistema delle Camere di Commercio italiane ha lavorato più volte negli ultimi anni assieme al nuovo presidente Andrea Prete. Sono molto felice di questo riconoscimento da parte dei colleghi camerali, ha commentato Paoletti, e ringrazio i presidenti Sangalli e Prete per la lealtà e la stima con cui abbiamo lavorato assieme in questi ultimi anni e sulla condivisione degli obiettivi da perseguire in futuro.
Ci aspettano delle sfide importanti e cercheremo di coglierle e svilupparle nell'interesse delle imprese e del sistema economico del nostro Paese. L'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura è l'ente pubblico che rappresenta il sistema camerale italiano nei confronti degli organi di governo territoriale, nazionale ed internazionale. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del pomeriggio. Chiaramente tutte le altre notizie attraverso il nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.